Ciao amici, eccoci giunti ormai al 50° episodio di questa fantastica avventura. Ci siamo lasciati nel bel mezzo della guerra con la Spagna e il Portogallo che stiamo vincendo in maniera davvero notevole. Ma prima di questo, volevo dire alcune cose. Prima di tutto salutare Sara e Giulia che ho saputo che stanno seguendo ancora i miei episodi. Poi dirvi anche alcune cose. In questo episodio saremo accompagnati dalla musica di Tchaikovsky. Appunto, ho escluso le altre tracce perché, come sapete, per qualche ragione il gioco tende a eseguire le tracce inserite da più tempo, e dato che quelle di Tchaikovsky erano le ultime che avevo inserito, per fare in modo che continuassero a essere eseguite anche nei prossimi episodi, ho momentaneamente escluso le altre. E poi, dato che è il 50° episodio, io ho deciso di iniziarlo con un evento particolare, cioè con un simbolico, insomma, ho stabilito simbolicamente le date festive della nostra nazione, che sono delle commemorazioni degli eventi che hanno reso così appunto potente l'Italia, il suo impero coloniale, eccetera. E quindi la prima data che sarà festa nazionale è il 21 dicembre, in commemorazione del 21 dicembre 1461, che è la data in cui abbiamo scoperto l'America, in particolare quella che oggi è la nostra colonia Casanova. Questa zona abbiamo scoperto grazie al nostro, appunto, Casanova, l'esploratore. E tra l'altro bisogna ricordare che nello scorso episodio ci sono stati anche eventi negativi, perché, come sapete, è morto il nostro Antonio Quirini, il grandissimo re veneziano, che ha governato davvero a lungo. Se guardiamo nel ledger abbiamo una lunghissima descrizione delle avventure di Antonio Quirini, che, come vedete, ha governato per 50 anni. Per la precisione, dal 1 agosto del 1533 fino al 25 aprile del 1585. E ne ha fatte di tante. Guardate là. Guerre contro gli indiani, guerre coloniali, guerra di Napoli, guerra della conquista della Sicilia, guerra contro gli inglesi, crociate, insomma di tutto. È stato l'iniziatore della nostra monarchia. Allora, la seconda, ma c'è anche, scusate, l'altro evento che in pratica abbiamo senza volerlo, in pratica abbiamo assassinato il nostro esploratore Tommaso D'Alviano. In pratica lo abbiamo buttato a mare, potremmo dire, perché abbiamo in pratica lasciato solo l'esploratore e spostato tutte le navi. Il che credo che coincida esattamente col buttare a mare l'esploratore, che quindi è morto annegato. Non meritava certo questa fine, dato che è stato l'esploratore che ci ha fatto scoprire l'intera costa africana. Ma continuiamo con queste feste nazionali. La seconda festa nazionale è l'11 febbraio, che rappresenta, insomma, la memoria dell'11 febbraio 1479, quindi ormai un po' più di 100 anni fa, quando l'Austria dovette arrendersi alle nostre armate coalizzate con quelle francesi, e fu la nostra prima vittoria importante sul piano internazionale. Ci consentì in particolare di unire l'antica Venezia, no? Cioè quindi la grande Venezia, cioè quella che comprendeva anche il Trentino e l'Istria. Infatti in quella guerra conquistammo il Tirolo, Trentino-Tirolo e Gorizia.
Poi la terza festa nazionale importante è il 13 novembre, che ci ricorda il 13 novembre 1495, data della conquista di Roma da parte di Venezia e quindi della fuga del Papa in Osnabrück. Ci fu un periodo di grande ostilità tra noi e il Papa che durò praticamente 100 anni, quasi 100 anni. Però per fortuna siamo riusciti ultimamente a ristabilire buone relazioni col Papa. E appunto questo evento era seguito all'occupazione di Roma che era avvenuta proprio nel 92, 1492, che in questo caso non è la scoperta dell'America, ma appunto l'occupazione di Roma. E poi abbiamo un'altra data importante che è appunto quella che avete visto il 1° agosto del 1533, cioè la proclamazione, cioè la nomina di Antonio Quirini come doge, a cui segue sempre il 1° agosto però del 1553, dopo esattamente 20 anni di regno, cioè di regno di governo, la proclamazione della monarchia sempre sotto le insegne di Antonio Quirini. Quindi questo 1° agosto è la festa sia di Antonio Quirini sia della proclamazione del regno appunto veneziano. E poi abbiamo il 28 luglio che in memoria del 28 luglio 1562 determina la fine delle dominazioni straniere in Italia, in particolare la conquista di Milano che era nelle mani degli svizzeri. Abbiamo altre due feste, cioè il 14 febbraio del 1568, che fu la data del nostro trionfo nella battaglia delle nazioni, se ricordate, la battaglia determinante della Grande Guerra Europea, in cui il nostro esercito, guidato dal generale francese Maximilien de la Motte, che era composto appunto circa per la metà da armate veneziane e per l'altra metà da armate francesi, riesce a sconfiggere le armate russe e germaniche coalizzate, che erano guidate al temibile generale Günther von Kapfenberg, che viene però sonoramente sconfitto ad Anjou. E questo determinerà la nostra vittoria nella Grande Guerra Europea, che probabilmente è stata la guerra più difficile combattuta da noi fino a questo momento. E l'ultima festa è il 20 novembre, perché il 20 novembre 1572 è stata proclamata l'Unità d'Italia, il Regno d'Italia. E quindi questa è stata l'ultima delle nostre tappe di successo fino ad ora. Ma speriamo appunto che avremo tante nuove festività da aggiungere a queste nei prossimi secoli, in modo insomma da poter continuare questo percorso di successi. Allora intanto uniamo queste armate e imbarchiamole sulla nostra flotta, perché come sapete il nostro assedio della penisola iberica meridionale ha avuto finora successo, ma è ora minacciato dall'attacco delle truppe spagnole e portoghesi, che non sembra sia seguito da un aiuto francese. E infatti queste truppe portoghesi hanno una tecnologia militare più avanzata della nostra, che purtroppo deve ancora attendere un attimo. Quindi dobbiamo dire che siamo in difficoltà in questo momento, perché la nostra armata è sbilanciata sull'artiglieria. Vabbè, stanno arrivando per fortuna dei soccorsi, ma non è detto che saranno sufficienti, e perciò
è un momento di grande pericolo. Beh, abbiamo anche un colono. Questo colono, sì, allora, lo useremo per sottrarre questa colonia ai portoghesi, quindi può attendere un attimo. Allora, vediamo, sembra che comunque abbiamo un buon numero, potremmo, con questi numeri potremo resistere all'offensiva appunto dei portoghesi. Magari desisteranno pure dall'attaccarci. No, pare proprio no. Anche Lisbona è una città interessante. Penso che dovremmo farla pagare a questi portoghesi. E il modo giusto potrebbe essere impadronirci di qualche loro città. Ma cosa ne dite? Purtroppo non abbiamo creato pretese sull'Algarve, invece avremmo dovuto... Non pensavamo di vincere così clamorosamente la guerra. Intanto qui producono ancora pellicce. Vediamo un po' come... voglio anche mostrarvi qualche statistica, dato che... Vabbè, vi mostro come al solito gli introiti, siamo sempre in vantaggio. In clamoroso vantaggio e saliamo sempre il punteggio anche molto rapidamente. Guardate ad esempio le religioni nel mondo. La cattolica è la più numerosa da un po', grazie soprattutto alla nostra opera di conversione, però ci sono ancora molti pagani in America e anche province sunniti, protestanti, eccetera. Allora, le nostre province, potete vedere per produzioni quali sono le più ricche. Scoprirete che sono quelle che producono oro, cioè Essequibo, Tirolo e Sus, molto distanti come province, mentre per produzione Parma che produce vino, la Chiesa Firenze sempre producenti vino, Venezia, Siena e Verona che producono vestiti sono le più ricche. Invece per quanto riguarda le tasse, la Lombardia, il Lazio, Firenze, Mantova, Venezia e Siena sono le più ricche. Il numero di province è rimasto stabile ultimamente, anche perché non vengono considerate le nostre colonie in questo conteggio. E invece volevo anche mostrarvi qualche dato economico, cioè ad esempio che le nostre province producono per la maggioranza il nostro odiatissimo pesce, ma anche il vino e la lana, il grano e i vestiti sono beni prodotti in gran quantità. Va bene, dai, mostriamo questo e basta. Vogliamo concludere queste guerre anche adesso perché iniziano a pesare sui nostri cittadini. Vediamo se ce la caviamo. Benissimo. Qui abbiamo determinato la sconfitta degli spagnoli, però non guadagniamo stranamente tradizione. E questo non è proprio quello che speravamo. Allora possiamo magari bloccare questa marcia. Allora vediamo un po' qua, perché quando è che arrivano? 17. Qui a Manhattan abbiamo una battaglia. Ok, allora beh, aspettiamo ancora qualche giorno. Questi ci attaccano, sono pazzi. Va bene. Accettiamo la vostra follia, ma non è detto che siano così pazzi come sembrano. Allora, qui è tempo ormai di annettere, grazie. Costerà 0 a quanto pare. Questo non ci riguarda. Speriamo che il nostro stato coloniale regga tutto questo.
Ok. Abbiamo fatto nuove... Ah, benissimo, abbiamo finalmente scoperto questa provincia, il Nicaragua. Il diplomatico è già tornato. A questo punto, allora, abbiamo di sicuro occupato questa provincia. La prendiamo. Purtroppo ci costa un po' di potere militare, ma che farci? Abbiamo scoperto il mare al Cile. Mandiamo il nostro colono. Cosa ci offrite? Voi niente. Voi ci offrite solo denaro. Io questi pensavo di fregarmi nel denaro per una buona volta. E invece di annetterli. Perché mia intenzione è creare uno stato coloniale il prima possibile. Quindi li annettiamo. Sì. Va bene. Annessi. A questo punto dovremo annettere il prima possibile questa regione. Allora, qui stiamo andando tutti in questa zona. Forse ci converrebbe dividere a metà il nostro esercito, ma anche no. Allora, vediamo un po' le nostre flotte. Come sono ripartite? Flotta... Ok. Qui sono un po' suddivise in maniera... Allora, questi è giusto, li stiamo spedendo qua. Ecco perché dobbiamo affrontare questo grave rischio. E ci vorrebbe... Ok, finalmente arriva anche un po' di gente da qua. Vediamo se saranno così pazzi davvero ad attaccarci. Qui c'è anche un'armata francese che si muove. Sì, sono così pazzi, ok. Allora, in effetti noi abbiamo un morale peggiore, ma... se consideriamo che ci arrivano anche i francesi in aiuto, cosa succede? Allora, Native Rising, ok. Qui abbiamo un sacco di mercenari ancora. L'Austria ha dichiarato guerra a Magonza, no, 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 no. Come Magonza? Ma Magonza è il nostro... Scusate. Ah no. Non è il nostro elettore, ma... È una situazione interessante. Adesso Magonza, accidenti, voterebbe per Colonia. Quindi a noi fa anche comodo questa guerra che sta facendo l'Austria. Potremmo sperare... che lo avvassalizzi e in questo modo tolga a Colonia una possibilità extra di avere insomma rinnovato il suo titolo imperiale. Vediamo un po'. Invece questa battaglia non è molto convincente, soprattutto perché il nostro morale è parecchio basso, ma insomma non vedo soluzione, cioè scampo alcuno per questi patetici portoghesi. Allora, vediamo un po'. Io direi voi... Allora... Andatemi pure voi qua. E vedete di affondare questi maledetti portoghesi. Ecco, guarda, già i nostri amici francesi hanno pensato bene. Moschito, bene, abbiamo colonizzato Moschito. Bene, abbiamo sterminato una bella armata di maledetti, malefici, antipatici portoghesi.
Allora, qua purtroppo, come avete visto, avevamo perso delle armate a Lisbona, ma c'è poco da fare in questi casi. Accidenti. Io direi di lasciarne almeno 4 qua. E di spostarci a Lisbona. Io vorrei anche assediare completamente questi portoghesi, in modo che almeno ci cedano potere commerciale o cose di questo genere. Non accetterei certo una pace bianca. Allora, vediamo un po'. Ci hanno soffiato il cardinale, ma noi ce lo riprendiamo subito. Ecco, l'Algarve ha perso tutto. Qui, allora, Cadice, benissimo, anche Cadice è caduta sotto, insomma, nelle nostre grinfie. Andiamo a Madrid. Vabbè, ma ormai non c'è più storia qua. Qui cosa stiamo facendo esattamente non è chiaro, ma potremmo tornarcene semplicemente qua. Guardate, vinciamo al 73% questa guerra. Le nostre colonie sono 5 al momento. Oh, benissimo, l'Andalusia e Siviglia è finalmente caduta nelle nostre mani. Benissimo. E le nostre conquiste potrebbero già essere concluse, perché immagino che farebbero già volentieri pace i nostri rivali. Qui che cavoli succede? Cavoli, stanno riuscendo quasi a tenerci testa. Hanno un buon generale, devo dire. Ah, ecco, una nuova idea. Cavoli, 3000 uomini hanno già raccimolato, ma siete dei mostri. Appunto, dobbiamo sbrigarci, perché questi portoghesi non scherzano. Sono dei malefici. Allora, quindi beh, però entro quella data avremmo vinto, io credo. Ok, però non sono ancora distrutti completamente. Allora, comunque presto potremo far pace, appunto, come preannunciavo. I francesi hanno aumentato il numero di colonie, come vedete hanno colonizzato anche questa regione più interna del Brasile, che noi non possiamo ancora vedere. Appunto, quello che vi stavo dicendo è che intendo, dato che il nostro re può darci un aiuto all'esercito e ha un erede giovane e forte, possiamo utilizzarlo anche come generale. Ok. Un buon generale, tra l'altro. Ok, bene, Francesco Gonzaga potrà guidare direttamente le nostre armate in futuro. Appunto, vacci qua, Francesco Gonzaga. Purtroppo questi portoghesi sono pericolosi. Cayenne guadagniamo 100. Siamo quasi... Abbiamo quasi concluso. Questa è davvero un'ottima notizia. Ok, assimilazioni nativi non è mai una pessima idea. Non lo è mai. Allora, ormai qua pensiamo che diventeranno accettate queste culture. Assedio di Gibilterra concluso. Io andrei pure ad Almeria a questo punto. Potremmo attaccare questi di Cordova.
Vediamo cosa combinano questi malefici portoghesi, però. Allora, non possiamo far pace separata, ahimè, mi sono ricordato ora con il Portogallo, perché l'obiettivo è la guerra. Finito il trattamento cattivo. Qui è difficile tenere tutti e quattro sti cardinali. Già. Questo tra l'altro è uno dei più vecchi e io sono sicuro che se non lo tengo io passa la curia per primo. Sto disgraziato. Allora, vediamo un po'. Intanto però sti maledetti ottomani stanno proprio distruggendo i mamelucchi, il che non è che mi piaccia molto. Dovremmo anche dichiarare guerra. Allora, dovremmo fare un po' troppe cose, insomma. Qui c'è sempre l'errore grafico, ma sti patrioti portoghesi. Purtroppo è difficile rendersi conto di quello che succede. La cultura portoghese non è ancora accettata. Io credo che lo sarà presto, però. In Argentina. Allora, qui Granada. Andiamocene qua a distruggere qualche spagnolo. E qui invece sono un po' pericolosi i portoghesi. Ancora. Allora io direi, volevo... Allora, non mi ricordo qual è il mio obiettivo in questo momento, quindi... A diventare il controllore della curia. Speriamo di diventarlo presto, basterebbe un cardinale. Allora... Qui potete anche fermarvi qua. Ok, qui abbiamo attaccato gli spagnoli. Andiamo a Toledo. È più sicuro perché... Ecco dove vanno, Sti terribili portoghesi. Ok, fermateli. Fermatevi. Come si fa a fermarli? Fate i bravi. La Danimarca... Qui è sempre un errore perché vuol dire che ha spostato la capitale da qui a qua, come vedete. Non è più Copenaghen la loro capitale. Si devono arrendere all'avanzata svedese. Sempre più imperiosa. Allora, fra 14 giorni potremmo meditare già di far pace. Oh cavoli, cosa fanno questi? Non se la cavano molto bene i nostri alleati, Ma voi andate qua, per favore. Che cavolo ho fatto qua? Vabbè, andiamocene tutti. No, lasciamo questi. Vediamo un po' se riusciamo a combinare qualcosa di buono. Allora, potremmo già far pace, però. Vediamo un po'. La nostra... Allora, non vogliamo dare niente ai francesi, direi. Pampas, ce la prendiamo. L'Andalusia ce la prendiamo. I soldi, certamente. Il potere commerciale anche. Libera Aragona. Potremmo liberare anche Aragona come trattato di pace, ma non ci interessa molto. Vediamo chi si incavola. Il Portogallo, la Spagna e basta. Sostanzialmente non si incavola nessuno.
C'è anche un'altra provincia qua che non mi ricordo come si chiama. Santo Amaro, eccola. E io direi che questa può essere la nostra. Qui parla di 0, però io credo che questi costi di potere diplomatico ci siano. Però naturalmente, ma forse non è ancora il caso di far pace. Non voglio che abbiano sti trattati con gli americani. No, no, no. E vabbè, potremmo già chiedere la pace totale a sti qua, quindi non si capisce perché dovremmo continuare la guerra. Naturalmente non possiamo far pace col Portogallo. Già. Sì, non c'è particolare ragione per continuare la guerra. C'è l'unica cosa è appunto che mi stanno antipatici, non voglio, insomma, non voglio avere degli antipatici spagnoli con le loro colonie nei paraggi. Questa è l'unica ragione per cui sostanzialmente vorrei continuare la guerra. Cosa combinano questi? Però d'altronde, voi che cavoli fate? Avete fatto questa colonizzazione con successo. Purtroppo qui gli inglesi stanno vincendo sugli aztechi, e questo non mi piace. Allora, dove siete voi? Qua? Sì, forse sarebbe meglio concentrarci su altro. Allora, dato che poi non ho voglia di avere una prima sconfitta qua. Qua, vabbè, abbiamo perso anche un po' di manodopera, dobbiamo costruire. Abbiamo una crescita del costo esponenziale, giusto. Abbiamo annesso un po' troppa gente, un po' troppo in fretta. Mi si fa notare questa cosa, però non è niente di grave. Vabbè, potevamo calibrare un po' meglio i tempi, ma tra pochissimo avremo 2 colonie in meno, quindi. Allora, vediamo se si riesce a combinare qualcosa. Io credo di no. 27 giugno. Purtroppo se non arrivano i francesi qua siamo alquanto messi male. Allora io direi di migliorare magari le nostre relazioni con qualcuno. Con questo diplomatico. Bene. E continuare la nostra avanzata. Un nuovo insediamento, bellissimo. Guadagnare sempre tasse anche in Argentina. In Patagonia, chissà cosa c'hanno contro di noi. Anche questi, vabbè. Appena possibile vorrei anche creare nuove colonie io. Vediamo se riusciamo a salvarci qua. Mi sa di no. Perdiamo? Ah no. Ok, sono arrivati dei soccorsi. Temevo la fine, il disastro, la sciagura più completa. Allora, vediamo un po' sti genovesi, di cui eravamo tempo fa pure alleati, se vogliono fare qualcosa per noi. Però vedo che sti spagnoli sono malefici forte. Oh mio Dio, abbiamo perso quanti uomini in questa battaglia? Sì, forse era meglio far pace. Ma sì, ma perché non farla ora la pace? Ecco, hanno già pensato loro a distruggersi le colonie. Facciamo pace. Poi magari finiranno una colonia, ma che ci importa?
Li abbiamo davvero rovinati, sti qua. Mandiamogli le nostre richieste. Hanno perso Siviglia, ma si dovranno davvero strappare i capelli gli spagnoli in questa situazione. Abenaki chi sono? Vediamo un po' chi sono sti Abenaki. Se sono costieri. No, non sono costieri. Allora va bene la proposta precedentemente stipulata. E abbiamo fatto insomma le nostre richieste. Passa un giorno. Come vedete questi stati sono ormai sotto il controllo dei nostri fedelissimi stati coloniali. Ce ne torniamo in Andalusia noi, che integriamo alla metà del prezzo grazie alle nostre fantastiche tradizioni. Ok, ci mettiamo pure un po' di flotta qua, vediamo un po'. Stanno pure arrivando i nostri fantastici generali. Qui sono sempre inglesi, malefici. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa per l'appunto. E vediamo se finiscono queste colonie. Bene, Avignone è collassato. La Patagonia però finalmente è diventata una repubblica nobiliare. E finalmente sì, va bene. Commerciamo in vino, fantastico. La Patagonia è una provincia core dell'Argentina. Abbiamo pure un nuovo possibile advisor. Tutte cose fantastiche. Benissimo. Che bell'episodio, sono contento. Allora, qua ben presto arriverà perché l'Ungheria ci odia? Non si sa, ma non ci importa più di tanto. Io direi di andare in mare. Com'è la nostra armata qua? Ma se la può cavare, dai, vinceremo anche così. Hanno cambiato subito forma di governo e sono diventati una repubblica mercantile. Avignone, ma che cavoli combini? È impazzita Avignone. Allora, in pratica Genova è diventato un regno e Avignone una repubblica mercantile. Se vi pare normale questo. Allora, ma qua siamo un po' incasinati. Io direi di fare delle nuove navi. Abbiamo bisogno di navi a trasporto. Purtroppo, vabbè, non abbiamo ancora sbloccato. Ci mancano 2 livelli, vabbè, non fa niente. Facciamo un po' di navi a trasporto. Qui cosa stiamo facendo? Un momento. Che mi ero dimenticato io di queste cose. Galeoni. Ah, benissimo. Però ci serve anche qualche nave a trasporto. Appunto. Solo queste. Facciamone un'altra magari. Non possiamo permettercene di più al momento. Cazzo. E qui sono le ribellioni dei nativi, giustamente. Si capisce anche che ci possano essere, però ci stanno facendo un po' fuori qua. Spero che non fosse un'armata regolare, ma solo di mercenari, cosa che invece sospetto non sia vera perché... Allora, adesso andiamo a salvare queste isole, ma... Qua non volevo morire. Oh, benissimo, finalmente di nuovo il bilancio positivo perché anche qui finalmente abbiamo formato uno stato coloniale. Allora,
la situazione. Però qua non è troppo positiva e abbiamo perso diversi uomini. Vabbè. Allora, questi... purtroppo fanno un po' fatica a integrare le province. Allora, vediamo un po'. Stanno tutti sbarcando? Sì. No, come no leader? Dov'è il leader? No leader. Vabbè, abbiamo leader. Questi chi sono? Portoghesi, no? Non possiamo andare senza leader. Ma cosa hanno capito sti imbecilli? Ci serviva il leader. Vabbè. Abbiamo parecchie navi. Allora, vediamo un po'. Potremmo anche lasciare qua solo un'armata. Allora, qui non ci impiegheremo molto a finire. Quindi abbiamo quante colonie al momento? Ben 5 colonie. Però 2 sono verso la fine. Va bene. Il rischio di rivolta qui è grave. Vabbè, qui abbiamo i soliti problemi. Ah! Ma allora è proprio una condanna questa. Ma accettiamo di perdere questa volta, accettiamo questi antichi diritti alle città. Purtroppo abbiamo avuto troppo spesso questo evento. Però non ho voglia di perdere ancora. Boh. Di perdere ancora stabilità, perdiamo legittimità. Mamma mia. Speriamo che il nostro erede succeda molto rapidamente, insomma. Vai, armata. Qui abbiamo un rischio di volta pazzesco. Interessante. Vai anche tu, guarda. Ok, stiamo vincendo. Allora, a questo punto si suppone che qua siano pronti. C'era Ferdinando Gonzaga, ma... aspettiamo la fine del mese, magari. Io il fatto che non ho la più pallida idea. Ok, qui abbiamo vinto. Insomma, non ho sta più pallida idea del tempo da cui questi nativi sono insorti. Cioè questi nativi, questa gente qua. Allora, queste qui sono arretrati, quindi possiamo anche sbandarli. Oh bene, abbiamo creato anche queste pretese. Cavoli, abbiamo tutti... Ah, qui ci siamo dimenticati qualcuno. Interessante. Proprio il generale, tra l'altro. Speriamo non ci sia un'insurrezione in questo momento. Anzi, facciamo così che è più sicuro. Allora, qui ci riprendiamo. Quale ci riprendiamo? Io mi riprenderei quasi quasi questo. Ma speriamo di aver fatto la scelta giusta. Preferisco insomma che la Francia non prenda altri cardinali, dato che vabbè, è più pericolosa dell'ordine livoniano. Allora, a chi mandiamo questi? Voi ci odiate ancora? Vabbè. Ma tu dovresti andarmi qua. No, non puoi andare qua. Come non puoi andare qua? Bellissimo. E tu senza di questo non ci puoi andare? Certo che ci puoi andare. Tu no invece, va bene. Ah, era in... perché si era... ok, era in battaglia. Allora fai così. Lì, quindi abbiamo... io questo esploratore
lo userei in maniera un po' diversa. Andiamo qua a scoprire cosa combinano i nostri alleati francesi. Allora, voi va bene, ci troviamo in buone relazioni, i russi un po' meno. Ma i russi non hanno alcune intenzioni di avere buone relazioni con noi, a quanto pare. Allora, io qua mi dimentico un po' di tutti. Allora, no, però non era ancora tempo, a quanto pare. E andatemi all'attacco. Allora, l'ultimo diplomatico. Io qua non so bene cosa fare. Vabbè. Voi ci odiate? Beh, non proprio. Poteva andare molto peggio. Allora, odiateci ancora di meno, ragazzi. Non siete più una grande potenza, per questo no. Non avete più speranze di batterci. Allora, vediamo un po'. Bene, abbiamo scoperto già una provincia. Nicaragua. Ulrich Fuchs. Ah! Cos'è che ho visto? Ah, no, è un inquisitore. Ci servirebbe un teologo. Qui come va? Accidenti, sti inglesi stanno stravincendo. E anche gli austriaci, a quanto pare. Come vai? Cotone. Ma... tra poco dovremo dichiarare guerra pure agli inglesi. Ma nel frattempo, come va la sovraestensione, per curiosità? Abbiamo un casus belli contro gli inglesi? No, però prima la sovraestensione. Facciamo le cose con calma. È abbastanza elevata. Giustamente. Non possiamo espanderci ulteriormente al momento. E... ok. Qui non abbiamo più navi, ma la nostra flotta, fatemi un po' capire, mercantili abbiamo tanti mercantili. La nostra... ma abbiamo solo 26 navi da trasporto noi. No, ne abbiamo un bel po' di più. Light ship, light ship, light ship, light ship. Abbiamo la flotta dei Caraibi. Ok. In effetti sono troppe, Flight. Voi andatemi verso l'Europa, perché... sì, non si può... allora, qui siamo in battaglia, benissimo. Non si capisce un cavolo di questa battaglia. Si vede qualcosa? No, non si vede proprio niente. È un grande generale sto qua. Mio Dio. Per fortuna abbiamo una superiorità numerica incredibile. Se no perderemmo. Wow, qui stiamo affondando praticamente. Potremmo anche affondare. Ah, benissimo. Potrebbe essere la fine del nostro reno. Ok, richiamiamo questo. Governatore ci hanno chiesto di mantenere questo e noi lo manteniamo, certo. Anzi, tenderemo a mantenere i governatori, credo, perché la Colombia, se non sbaglio, ha bisogno di fare un po' di conversione culturale. Ma ormai l'ha fatta in buona parte. Manca solo qui. Ok. Vediamo un po'. Qui ci sono un po' troppi inglesi per i miei gusti. Questi chi sono? Qui chi è? Inua non è ancora colonizzata, va bene. Qui appunto abbiamo un po' di portoghesi. Qui fra i francesi malefici. Amazzonia. E qui appunto è l'Argentina che ha bisogno di fare più conversioni. Però io credo che in questo momento... no, non è ancora accettata la cultura portoghese. È vero, perché non hanno ancora integrato.
Non avete integrato. Perché non avete integrato? Intanto ci prendiamo pure questo, proprio per non farci mancare niente, anche se sospetto che la situazione durerà poco. Ah, guardate, abbiamo già guadagnato una pretesa su Alentejo. Ragazzi portoghesi della malora. Io appena ne ho la possibilità. Non abbiamo neanche tanta espansione aggressiva, anzi ne abbiamo pochissima. Quindi potremo espanderci anche in questa zona. Ma la prima cosa che volevo fare era una bella guerra, appena abbiamo le navi da trasporto, contro Algeri. Nel prossimo episodio avremo una bella guerra contro Algeri, direi. Allora, chi sono i nostri rivali? Che io mi sono già... sono questi. Quindi possiamo... Ma mi piacerebbe prendere Granada, Cadice e Gibilterra, questa zona. Devo proprio dirlo. Sì. Da cosa partiamo però? Da Cadice. Confina. E poi da lì potremmo espanderci a Gibilterra. Vediamo qual è il rischio di essere scoperti. Anche Cordoba non sarebbe male. Mi piace Cordoba. Però partiamo da questa zona un po' più... il rischio è minimo. Ok, quindi mandiamoli qua. Ok, abbiamo battuto questi ribelli delle Falkland. Per ora rimaniamo qua ad assediare duramente. E andiamo anche un po' più veloci col tempo. Allora, però più che altro volevo capire questi inglesi perché procedono abbastanza velocemente. Però va bene anche troppo, quindi ecco, quello che immaginavo è diventato subito realtà. Io direi... no, qui non possiamo muoverci. Vabbè, però non possiamo nemmeno tenere il generale qua in questo momento perché ci serve invece qua. Ok, bravi, avete scoperto Mato Grosso. Vabbè, Mato Grosso. Statemi pure qua al momento. In effetti potremmo mettere questo generale per sicurezza qua. Ecco, finalmente abbiamo anche una nuova flotta qua al completo. Va bene, andatemi qua che dobbiamo ricreare la flotta veneziana principale. Siamo pure in mancanza di una flotta che si chiama flotta veneziana. Ah, bene, finita. Attenzione, un po' di cose sono successe. Vogliono una sostituzione, infatti è quello che vogliamo anche noi, la sostituzione. Vi mandiamo un burocrate in questo caso, perché avete bisogno di cambiare un po' di culture voi. Finita l'autonomia locale, che ci consente di convertire questa che è praticamente l'ultima nostra provincia a convertire. Ok, benissimo. Cattolico, tutto perfetto. Voi andatemi qua. Finito il trattamento aspro del corona. Guardate quanto ci siamo arricchiti, mio Dio. Da cosa deriva tutta questa ricchezza? Fatemi capire. Dal commercio, la produzione, tassazione. Beh, un po' da tutto. No! Ugo Foscolo è morto. No! Vabbè, non abbiamo accidenti. Era proprio il momento giusto. Niente inflazione. Non volevo spendere. Accidentaccio voi. Non li spendo io. Siamo ricchi, possiamo permettercelo. Ecco perché ci guadagnavamo così tanto di colpo. No, ci serve lo scienziato naturale qua. Abbiamo una decisione di qui. Ah, abbiamo un'efficienza di produzione altissima finalmente. E possiamo spendere quindi questi soldi. Ne vale la pena. Efficienza di produzione. E tasse.
Però perdere il commercio non mi piace. Non mi piace. Cavolo, è una decisione un po' difficile. Vediamo di cosa parla. Atto per le miniere, una maggiore efficienza, consentendo a imprese private, insomma, di trattare tutti gli aspetti delle miniere senza insomma, un'implicazione del governo, tranne quando si tratta di tasse, naturalmente. Beh, però per qualche ragione, beh, aumenta il mercantilismo, causa tante buone cose, ma tra l'altro ci fa spendere questi punti amministrativi. Manifattura tessile, è una cosa utile tra l'altro. E noi vorremmo appunto sbloccare il prima possibile questa idea perché vogliamo ridurre ancora il costo di integrazione, che a quel punto sarebbe davvero ridicolo, però anche il costo di mercenari. Ma se lo facciamo questo intanto. Abbiamo anche un maggiore una riduzione per via dei nostri vicini, che sono i portoghesi in questo caso, che hanno la tecnologia davvero avanzata. Ma a questo punto potremmo anche pensare di investire prima in questo e sperare. Beh, ci vorrà però un po' troppo tempo, immagino. No, facciamo la cosa qua. Allora, è il momento adeguato per investire in questo. Allora, stiamo attaccando qualcuno? Ah, no, non c'è più bisogno. Ok. È il momento adeguato allora di sostituire le nostre truppe. Non stiamo attaccando niente nessuno. Come vedete abbiamo delle truppe molto più avanzate a questo punto. Un vero miglioramento in tutti i settori. Miracoloso, soprattutto in attacco però. In difesa addirittura peggioriamo. Però diciamo più 3... 4, 5, 6 in attacco e meno 4 in difesa. Dobbiamo puntare sull'attacco a questo punto. E in più adesso abbiamo la possibilità di colonizzare, però. E colonizzeremo di certo questa provincia. E a breve avremo anche questa seconda possibilità interessante, e colonizzeremo questo perché vogliamo assolutamente il prima possibile una colonia qua. Già. Ok. E qui faremo guerra agli inglesi, Tutto interessante, questi sviluppi davvero interessanti. Allora, qui come va l'assedio? Sta già procedendo per il meglio. Andiamo ancora un po' avanti, però invece questa cosa mi lascia molto perplesso. Questo atto per le miniere. Il desiderio di riforma continua a salire, però io non ho mai capito bene le dinamiche. Ah, possiamo investire qua. Austria, Francia, chi ci supererà per primo? Io metterei qua le mani davanti. Allora, dov'è che parla di commercio? Certamente questo, però il mercantilismo è utile. Ma facciamolo. Facciamo. L'unica cosa, vabbè, ritarderemo di qualche mese le nostre decisioni. Potremmo attendere. Ma sì, siamo un po' attendisti. Voglio prima fare altre cose con quei punti. Abbiamo perso parecchi soldi però, come vedete, a causa delle colonie. Spese coloniali folli. E potremmo fare degli edifici. Ma una chiesa, un duomo a Milano, non lo so. Provenza, sì. Qui
mercato, certamente. Costruiamo qualcosa anche un po' qua. Però ho speso in questo modo punti che non volevo spendere. Allora, qui campi di... Ok. Va bene, io chiudo qui l'episodio. Spero che vi sia piaciuto, credo proprio sì, spolliciate come si usa dire, se vi è piaciuto l'episodio e ci vediamo alla prossima. Come al solito, la conquista di Siviglia è stata fantastica, siamo davvero i padroni incontrastati anche all'America. Qui gli spagnoli hanno già però fatto le loro malefiche colonie. E la prossima puntata ci vedrà in guerra contro Algeri, con ogni probabilità, che però è alleata agli ottomani, certamente anche in guerra contro gli inglesi e probabilmente anche con gli Irochi, che c'è la crociata. Quindi tra un anno possiamo ridichiarargli guerra e lo faremo. Va bene, è finita anche la musica, quindi vi saluto. Ciao!